Finché la banda austriaca prende posizione, vediamo che anche gli altri, quelli che hanno gonfaloni, Gagliardetti, Laberi, vadano nel loro posto. Grazie. Prego la filarmonica di sistemarsi, i Labari, i Gagliardetti di prendere posizione. Proprio Massimo, a mano che mai stasera. Prossima e male che fate su. Il gruppo del cammino delle Dolomiti si deve sistemare alla mia destra, per favore. Sì, ma no, meglio no, ma è dura lì a Ringraziamo il coro del Vais, ringraziamo
Giovanna Frene, poeta e studiosa, per il suo intervento. Vi giunga il cordiale saluto e l'affettuoso benvenuto alla cerimonia civile e religiosa e militare di qui la prima domenica di agosto al Sacrario di Cimagrappa. Il pellegrinaggio delle genti venete sul Monte Sacro La Patria. Siamo venuti quassù con spirito di fede verso il sacello della Madonnina, benedetta 123 anni fa dall'allora cardinale di Venezia Giuseppe Sarto, e lo spirito della memoria, del sacrificio dei caduti a causa delle vicende belliche dell'ultimo anno di guerra su queste montagne. Il saluto è a nome del comitato organizzatore, i comuni di Pieve del Grappa, Borso del Grappa, Bassano del Grappa, Opera Madonnina del Grappa di Crespano, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, con il patrocinio delle amministrazioni provinciali di Treviso, Vicenza, Belluno, dell'Università di Padova, dei comuni decorati di medaglia d'oro al valor militare, Vicenza, Treviso, Belluno, Vittorio Veneto e delle unioni montane del Grappa, del Bassanese e del Feltrino, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Alpini, con la partecipazione delle associazioni combattistiche ed arma delle province di Treviso, Vicenza e Belluno e la presenza della delegazione austriaca. Con questa cerimonia si vogliono rendere gli onori ai resti dei caduti su questo monte, soldati italiani, austriaci, ungheresi, boemi, slovacchi, croati, bosniaci, francesi, inglesi, statunitensi, belgi e altre nazionalità. Le autorità oggi presenti, l'autorità religiosa, il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione Città del Vaticano, le autorità civili delle forze armate, il sottosegretario di Stato onorevole Gianmarco Mazzi, il generale di corpo d'armata Antonello Vespaziani, comandante del Comando per la formazione e scuola dell'applicazione dell'esercito ed ex comandante delle truppe alpine, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, gli assessori regionali Emanuele Ranzarin, in rappresentanza del presidente Zaia, il prefetto di Treviso, dottor Angelo Sidoti, il prefetto di Vicenza, dottor Salvatore Caccamo, i consiglieri regionali, i rappresentanti delle province, per Treviso il vicepresidente Martina Bertelle, per Vicenza il presidente Andrea Nardin, per Belluno il presidente Roberto Padrin, i rappresentanti della Guardia di Finanza per il 250° anniversario del loro corpo, colonnello Daniele La Gioia, comandante provinciale di Treviso, i rappresentanti dei Carabinieri, colonnello Massimo Ribaudo, comandante provinciale Carabinieri di Treviso, i rappresentanti di Ordine di Malta con il servizio sanitario, i parlamentari onorevoli e senatori, i sindaci, la delegazione austriaca di Kripsl Gaisau con banda, Ettore Viola, nipote del generale omonimo.
Vogliamo ringraziare quanti hanno operato ed operano per la riuscita di questa cerimonia: la Filarmonica di Crespano del Grappa, il coro Ana Edelweiss, il picchetto armato del 7° Reggimento Alpini, i carabinieri in alta uniforme a presidio della tomba del generale Giardino, i rappresentanti delle associazioni combattistiche d'arma, il personale sanitario SUAN 118, Pedemontana Emergenza del Piave, Emergenza Pieve del Grappa, i volontari della sezione ANA di Bassano del Grappa e Treviso, i volontari della Protezione Civile di Pieve del Grappa, i volontari della Protezione Civile ANA, pellegrini del Cammino delle Dolomiti, l'associazione GEM di Crespano del Grappa, l'associazione Northern Walking in Monte Grappa, i vigili del fuoco volontari di staccamento di Asolo, il soccorso alpino stazione di Pieve del Grappa, l'Ordine di Malta, l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, Onor Caduti, l'Associazione Nazionale Paracadutisti. Nell'attesa invito la Filarmonica di Crespano a suonare un brano. Grazie.
Sta arrivando il picchetto, lasciamogli spazio. È il picchetto del 7° reggimento di Belluno. Si sono già posizionati i rappresentanti della Guardia di Finanza per il loro 250° anniversario del loro corpo, rappresentati dal colonnello Daniele La Gioia, comandante provinciale di Treviso. Invito i vessilli e il gonfalone del Veneto di portarsi al centro, grazie. La filarmonica accompagnerà l'ingresso dei vessilli delle sezioni che si occupano a fine settimana su questo sacrario. Prego la filarmonica. Prego il medagliere di accodarsi, prego il medagliere di venire avanti. Entrano i vessilli della sezione ANA di Bassano del Grappa, di Treviso, di Feltre, di Valdobbiadene. Presidente nazionale rappresentato di consigliere nazionale Mario Maggio. Invito il gonfalone della Regione Veneto. Allora ingresso e medagliere nazionale della Associazione del Fante esportato dal suo presidente. Invito i gonfaloni decorati a posizionarsi al centro per l'ingresso ufficiale. I gonfaloni hanno già ricevuto gli onori militari presso la caserma Milano. Invito i gonfaloni a salire. Il gonfalone di Bassano del Grappa. Il gonfalone di Belluno. Il gonfalone di Treviso. Il gonfalone di Vittorio Veneto. Il gonfalone dell'Università di Padova e infine la bandiera pluridecorata della città di Vicenza.
l'assessore Regione Veneto Manuela Lanzarin, il sindaco Pieve del Grappa Annalisa Rampin, il generale comandante del Corpo d'Armata Antonello Vespaziani, il sottosegretario di Stato onorevole Gianmarco Mazzi, il direttore del Sacrario Maggiore Arancio. Prego di avvicinarsi. Buongiorno a tutti, abbiamo completato lo schieramento e iniziamo la cerimonia con l'onore alle bandiere. Le bandiere sono già issate sui pennoni. È un atto di alto significato morale ed etico che riunisce in un momento solenne tutti i presenti all'inizio di questa cerimonia. Iniziamo col saluto alla bandiera austriaca. La Traktate Musikkapelle Crisp di Gaisau intona l'inno nazionale della Repubblica d'Austria. Prego il pubblico a rivolgersi verso la bandiera d'Austria. Saluto alla bandiera italiana.
La Filarmonica di Crespano di Pieve del Grappa intona l'inno nazionale di Mameli. Assieme al coro del Vais cantiamo l'inno nazionale per il saluto al tricolore. Attendi! Le recenti elezioni europee ci ricordano che facciamo parte dell'Unione Europea, composta da 27 paesi. Prego la Filarmonica per l'inno alla gioia. Attendi! Scenderà ora dal sacello una preziosa riproduzione lignea della statua della Madonnina, benedetta nel 1901 dall'allora cardinale di Venezia Giuseppe Sarto. La statua sarà posta accanto all'altare, pronta per ricevere l'omaggio floreale. Il coro del Vais accompagnerà con un canto alla discesa della statua portata da alcuni componenti del GEM, gruppo escursionisti Montegrappa. Se tu venga su das credis, la che non soterat, aleos splendis delutis, dagnio sangue stat bagnat, par segnal une cruz, dies colpit,
Verrà ora reso l'omaggio floreale alla statua della Madonna. Saliranno 3 pellegrini. Sono i pellegrini del cammino delle Dolomiti. Pellegrini che partono il sabato mattina presto dalla Basilica dei Santi Vittore e Corona di Feltre e salgono il massiccio percorrendo il versante nord, Villaga, Tomo, Porcen, Rasai e la valle dello Stizzon, e domenica fino alle Bocchette, e domenica Catasson, Val dei Levi, Magrappa. Ci sarà il componente dell'associazione GEM di Crespano, del Grappa, gruppo fondato nel 1963, si occupa di escursionismo in montagna, della manutenzione dei sentieri del Monte Grappa. A seguire un componente dell'associazione Nordic Walk di Monte Grappa di Romano, nata nel 2010, fa parte dell'associazione Monte Grappa, la sede è a Romano di Zelino. Seguirà, sono accompagnati questi dal Mario Conte, presidente ANCI Veneto, anche lui salito a piedi, in rappresentanza di tutte le comunità venete. Prego salire per l'omaggio. Grazie ai pellegrini e al sindaco Mario Conte. Siamo al momento solenne della cerimonia, l'onore ai caduti. La corona di alloro sarà deposta alla tomba del generale Giardino Gaetano, che comandò la quarta armata del Grappa. Morì a Torino nel novembre del 1935 e in attesa del completamento del monumento ossario venne sepolto nella cripta del Tempio Ossario di Bassano e poi tumulato al centro dell'ossario. La corona è accompagnata dalle massime autorità, che prego di prendere posto dietro la corona. Sono l'assessore regionale del Veneto, Manuele Lanzarin, il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, il generale di Corpo d'Armata Antonello Vespasiani, il sottosegretario di Stato, onorevole Gianmarco Mazzi, a seguire la corona della rappresentanza austriaca. Al suono della canzone del Piave della Filarmonica di Crespano salgono le corone per rendere l'onore a tutti i caduti in guerra. Poi, nel massimo silenzio e raccoglimento, ascolteremo come una preghiera le note del silenzio.
Momento degli interventi commemorativi. Il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, porgerà il benvenuto e il saluto del comitato organizzatore di questo annuale importante incontro delle genti venete. Buongiorno a tutti, permettetemi di salutare a nome dei sindaci del Grappa tutte le persone che oggi sono qui, i colleghi sindaci, i rappresentanti delle province, i rappresentanti di tutte le associazioni che ogni anno vengono qui su questo monte per onorare i nostri caduti. Un saluto davvero grande a Manuela Lanzarin, assessore delegato dal presidente Zaia, che fa sempre parte di questa cerimonia perché da sempre Emanuela sente il Grappa giustamente come casa sua. E un benvenuto di cuore al generale Vespasiano, che ringraziamo per essere qui in rappresentanza di tutte le forze armate che celebriamo e che sono rappresentate poi anche dai nostri comandanti provinciali e dai rappresentanti appunto di tutti i nostri territori. Un grande benvenuto all'onorevole Mazzi, sottosegretario ai beni culturali, che ringraziamo di essere qui presente in rappresentanza appunto della Presidente Meloni, perché questo è un luogo dove parla l'Italia, dove parla la nazione, dove si guarda l'Europa, quindi non può che essere presente sempre un rappresentante di governo, e in questo caso ci fa piacere che sia proprio lei, onorevole Gianmarco Mazzi, perché davvero la sentiamo vicino a questo territorio per mille motivi. Siamo qui ogni anno perché qui ci sono delle parole cardini, delle parole che sono fondamentali per i nostri percorsi. Identità e storia sono delle parole che identificano non solo questo luogo, ma soprattutto danno spessore a quelle radici che costituiscono legami, dei fili invisibili, fili sottili che attraversano e legano i nostri continenti. Qui oggi, come ogni prima domenica di agosto, teniamo idealmente tra le mani stretti quei fili, il ricordo di quei nonni, di quei padri, di tutte quelle persone che prima di noi sono saliti su questo monte ogni prima domenica di agosto, di tutte quelle persone che dall'altra parte degli oceani pensano a questi luoghi come casa loro, perché nell'Ottocento e nel Novecento hanno lasciato queste terre in cerca di pane e fortuna in altri luoghi, in terre sconosciute. E anche lì la Madonnina li ha accompagnati. Ci sono tantissime comunità all'estero che hanno e venerano e ricordano la Madonnina del Grappa. Ci sono tantissimi luoghi in Italia e nel mondo dove la Madonnina del Grappa è presente, o perché comunque dal 1901 faceva parte della storia di noi veneti, faceva parte della storia di questi territori, e perché soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale ha fatto parte della storia d'Italia, ha fatto parte della storia dell'Europa, perché anche chi combatteva dall'altra parte comunque rivedeva sulla sommità della cima la Madonnina del Grappa. Quindi siamo tutti idealmente legati a questo luogo, siamo una famiglia perché condividiamo un percorso di ideali, di valori che i padri di entrambi gli schieramenti, i padri di tutte le persone che guardano al mondo con l'ottimismo, la fiducia, la voglia di poter superare quelle sfide, quei momenti difficili che oggi ci pone davanti la vita, ci pone davanti la società, ci pone davanti tutto quello che è il futuro del mondo, ma che comunque guardano anche con riconoscenza tutte quelle persone che queste sfide in passato le hanno vinte, quelle persone che anche se non le hanno vinte hanno fatto sì che con i loro sacrifici, con le loro sofferenze, con la loro vita, qualcuno quelle sfide le vincesse. Ecco perché siamo qui ogni anno ad onorare questi caduti. Quest'anno è un anno dove andiamo
a celebrare una serie di anniversari a cifra tonda. Sono 30 anni che le delegazioni straniere sono qui con noi a celebrare i caduti e a parlare di pace. Sono 80 anni che ricordiamo il rastrellamento compiuto dai nazifascisti qui sul Monte Grappa e nei territori della Pedemontana del Grappa. Sono 70 anni dalla canonizzazione di Pio X. Pio X, quel cardinale allora nel 1901 che salì con la mula bianca e fece diventare la cima di questa montagna una vetta a cui tutti i pellegrini che ogni anno salivano trovavano la Madonnina e diventava un riferimento, come vi dicevo prima, per l'Italia tutta. Abbiamo un altro anniversario che magari non c'entra territorialmente con noi, che però idealmente mi sento di condividere, e parlo dell'80° della morte di Antoine de Saint-Exupéry, che tutti voi conoscete perché appunto scrisse Il Piccolo Principe, però scrisse anche altri brani. Ecco, de Saint-Exupéry muore 80 anni fa, abbattuto perché era in battaglia e stava con il suo aereo, e saluto, vedo i rappresentanti del 51° stormo che saluto, viene abbattuto con il suo aereo esattamente 80 anni fa. Allora ci ha regalato delle pagine indimenticabili, e non parlo solo del Piccolo Principe, dove so che appunto tutti voi lo conoscete, ma anche Terra degli Uomini. E Terra degli Uomini esprime dei concetti importanti e fondamentali per la visione del mondo e soprattutto per un messaggio di pace che deve coinvolgerci tutti. Allora, rileggendo alcune pagine qualche settimana fa, ho pensato a quanta bellezza ci è stata tolta 80 anni fa, quando appunto venne abbattuto con il suo aereo. Ed è chiaro che il pensiero va subito a tutti i nostri oltre 23.000 caduti che sono sepolti qui. Quanta bellezza, quanto bello, quanto buono sarebbe potuto essere portato avanti da quelle persone, da quei giovani, da quelle vite spezzate e che hanno visto finire la loro vita proprio qui sul Monte Grappa. Sicuramente avrebbero reso l'Italia migliore, perché loro avevano vissuto, avevano combattuto e avevano sofferto. Noi invece che dovremmo imparare dalla nostra storia, perché la storia è maestra di vita, ce lo insegnano fin dai tempi dei latini. E noi invece abbiamo imparato. Oggi il mondo purtroppo ci rimette davanti a una serie di conflitti che interessano varie parti del mondo, che interessano vari confini, varie nazionalità, e che spesso nel nostro piccolo alimentiamo anche nelle nostre piccole comunità. Quei conflitti che portano a veramente non avere rispetto gli uni per gli altri, a non essere accoglienti, a non dare una risposta a un grido di aiuto di chi ci sta vicino. E allora permettetevi che le nostre voci dal Grappa devono partire unite, e da qui deve partire davvero un grido di pace, perché di questo abbiamo bisogno, perché questo ci urlano queste tombe, questo ci urlano i massi e le valli del Grappa. E allora è chiaro che il cammino verso anche quell'Europa su cui inevitabilmente deve essere nella nostra traiettoria, deve essere una traiettoria sicuramente di noi amministratori, ma soprattutto di tutti i cittadini. E questo percorso non può che partire da qui. Noi siamo qui in questo luogo perché qui idealmente da sempre parliamo di pace tra i popoli, parliamo di fratellanza, ma parliamo di Europa. E allora il nostro grido di pace deve risuonare in tutte le lingue, in tutti i dialetti, e deve trasformarsi in un ideale abbraccio, che è quello della Madonnina del Grappa, che è lo stesso abbraccio che nel 1901 Pio X, allora cardinale Giuseppe Sarto, è chiaro che abbracciava accudente quello che di più caro aveva,
oltre alla Madonnina, soprattutto quella preghiera di salvezza per tutti noi. Io ringrazio tutti gli operatori che sono sulle strade, ringrazio gli operatori sanitari e la sicurezza, ringrazio le forze dell'ordine, ma soprattutto ringrazio tutti quei volontari che ogni anno si dedicano a questa cerimonia, si dedicano a questo luogo, ai nostri caduti, e davvero grazie, e viva il Monte Grappa, e viva la nostra Madonnina, e viva l'Italia. Grazie signor Sindaco. Ora il saluto della Regione Veneto con l'assessore Lanzarin Manuela per delega del Presidente Zaia. Porgo un cordiale saluto a tutte le autorità civili, religiose e militari, alle tante associazioni presenti con i loro gagliardetti e a tutti coloro che hanno raggiunto il Monte Grappa, Monte Sacro alla Patria. In particolar modo al sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rapin, e al sottosegretario onorevole Mazzi. È sempre un onore e una grande emozione poter rappresentare la Regione Veneto e il Presidente Zaia al tradizionale pellegrinaggio delle genti venete a Cima Grappa. Negli anni passati abbiamo parlato di ambiente, fratellanza, tolleranza e pace, tema quest'ultimo più attuale che mai. Credo che oggi tutte queste tematiche si intersichino, abbiano un unico filo conduttore, che in questa cima così bella e così martoriata dalle battaglie trovi una sua naturale realizzazione. Cima Grappa è tante cose e tanti sentimenti. A voi che oggi siete qui per tenere viva la memoria, avete il privilegio di coglierle. Questa è la terra di sofferenza, dove nella Prima Guerra Mondiale i nostri ragazzi hanno affrontato una battaglia sanguinosa. Non riesco a non dimenticare le 23.000 giovani vite di diversi paesi, uniti dal fermo credo di un ideale per il nome del quale hanno sacrificato le loro giovani vite. In questo cimitero monumentale, italiano e austro-ungarico, terzo in Italia per numero di caduti, non riposano soldati con diverse divise, ma anime che per quella divisa, con coraggio e senso di sacrificio, si sono immolati. E non sarebbe giusto dimenticare, perché la nostra storia è la nostra miglior maestra. Dobbiamo parlare ai nostri giovani di quanto accaduto in passato in un luogo così maestoso. Abbiamo il dovere di tramandare di generazione in generazione il senso delle ferite, non per lenirle, ma perché abbiano mai più a ripetersi. Troppo spesso ci dimentichiamo che abbiamo la fortuna di vivere in una terra accudente, dove i diritti vengono rispettati e i bisogni primari soddisfatti. Siamo in una terra fortunata, baciata dalla bellezza, basta guardarci attorno. Siamo una comunità che poggia saldamente le radici sui valori, la famiglia, il rispetto, il lavoro, l'attenzione a chi è meno fortunato. Non possiamo prescindere da tutto questo. E i gonfaloni che oggi vediamo sui gradoni del Sacrario sono la testimonianza di quanto una società coesa e solidale possa fare la differenza. Cima Grappa, percorso di memoria e di valori, ma anche percorso di fede, come testimonia la presenza del cardinale Luis Antonio Tagle. Oggi per tutti noi è una bellissima giornata, perché non abbiamo perso il senso di ritrovarci e stringerci assieme in questo momento di commemorazione e riflessione. Grazie a tutti gli organizzatori, ai tanti volontari e a tutti voi con la vostra presenza e il vostro impegno quotidiano nel costruire percorsi di pace. Grazie Assessore. Ora la commemorazione ufficiale, il Sottosegretario di Stato onorevole Gianmarco Mazzi in rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Rivolgo un saluto alle autorità civili, militari e religiose presenti, al generale Antonello Vespaziani, delegato del Ministero della Difesa, all'assessore regionale Manuela Lanzarin e al sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. Grazie sindaco per le belle parole che ha detto. A tutti voi porto il saluto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Monte Grappa è stato teatro di battaglie eroiche e sanguinose. Qui l'esercito italiano si è coperto di gloria durante la Prima Guerra Mondiale. Su queste alture si è consumato il martirio di migliaia di soldati.
100 anni fa una terra di meravigliosa bellezza si trasformò in un autentico inferno di distruzione e morte per tanti italiani, ma anche per austriaci, slovacchi, croati, polacchi, bosniaci, ungheresi. Erano contadini, erano nobili, operai, borghesi, soldati di ogni estrazione che parteciparono alla guerra con motivazioni differenti. Ognuno di loro con il proprio bagaglio di esperienze e un futuro che non ci sarebbe mai stato. Uomini diversi per provenienza e per credo religioso, accomunati dal destino di affrontare la morte nel fiore degli anni per una guerra esplosa improvvisa al centro dell'Europa. Il Monte Grappa, il sacro Monte Grappa, è un racconto di luoghi contesi palmo a palmo che ci riportano storie di eroismo e di dolore. Qui nel sacrario militare sono accolti 23.000 soldati, 23.000 ragazzi che riposano l'uno accanto all'altro. Gran parte di loro non sono stati identificati, sono ignoti. Le famiglie non hanno mai avuto una tomba su cui poter piangere. Nel rendere onore a tutti i caduti di ogni guerra e alle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista della Seconda Guerra Mondiale, non possiamo dimenticare gli affanni e i patimenti dei tanti mutilati che con coraggio hanno portato per sempre i segni dei conflitti. Ed oggi, ricordando con profonda gratitudine e rispetto il sacrificio di chi diede la vita, non possiamo non soffermarci a riflettere sui tempi che stiamo attraversando. Una guerra è tornata a insanguinare la parte orientale dell'Europa, mentre un'altra provoca distruzione e lutti in Medio Oriente. Ecco il messaggio che il Monte Grappa ci consegna oggi. Uno, inequivocabile: lavorare, dialogare e impegnarsi ad oltranza per impedire il propagarsi dei conflitti in corso, affinché i giovani del XXI secolo, i nostri giovani, possano vivere la vita che sognano, quella vita che i loro coetanei del Novecento hanno qui tragicamente lasciato. Grazie. Forza
Alpini
Diamo inizio della funzione religiosa con la celebrazione della Santa Messa presieduta dall'eminentissimo cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione dei popoli, concelebrata dal Monsignor Gaetano Borgo, parroco della parrocchia di Santi Marchi e Pangrazio di Crespano, e altri sacerdoti. Nel tempo senza più luce che oscura i sentieri del cielo, nel tempo senza più pace che spegne il sorriso dei fiori. Ascolta Maria, Maria, carezza di Dio, ascoltaci ancora, e libera il vento, libera il sole di un'alba che porta più amore, di un'alba che porta più amore, agli occhi che chiedono segni, ricordati madre più bella, al cuore che chiede segreti, rivela il suo figlio che nasce. Ascolta Maria, Maria, carezza di Dio, ascoltaci ancora, e libera il vento, libera il sole di un'alba che porta più amore, di un'alba che porta più amore. Ascolta Maria, Maria, ascolta Maria, Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ora è il tempo della celebrazione eucaristica ed essere qui su questo sacro monte è rispondere ad una chiamata. La chiamata a commemorare la dedicazione di questo monte al Redentore e la prima benedizione del sacello dedicato a Maria Auxilium Christianorum, impartita dal Patriarca di Venezia, Cardinale Giuseppe Sarto, avvenuta il 4 agosto 1901. La chiamata a tenere sempre accesa la memoria del sacrificio di tanti giovani e del loro sangue che irrorò in modo drammatico questo monte, fronte di cruenti combattimenti a causa di una guerra che Papa Benedetto XV definì un'inutile strage. La chiamata ad essere qui su questo monte, oggi più che mai monte di pace, monito a tutti che la guerra, come disse San Giovanni Paolo II, è un'avventura senza ritorno. Anche noi oggi cerchiamo quel Rabbì, Gesù, perché ci insegni ancora con la sua parola la condivisione fraterna,
ci guidi sulle strade giuste per raggiungere la pace duratura. A ciascuno viene chiesto di essere testimone mandato ad annunciare il suo regno. L'Eucarestia di questa domenica si arricchisce con la presidenza del cardinale Luis Antonio Tagle, già arcivescovo della grande metropoli di Manila, ora pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, dal cui osservatorio ha ben presente il polso di tutta la terra e dell'umanità, e con la sua presenza ci mette in comunione di fede con tutta la Chiesa universale. Grazie perché ha accolto il nostro invito ad essere pellegrino su questo sacro monte ai piedi della Vergine Maria, perché da qui possa innalzare al cielo un canto di lode, una preghiera di suffragio e parole che possano illuminare il nostro cammino in questo frangente della storia così delicato. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che affidi al lavoro dell'uomo le risorse del creato, fa che non manchi il pane sulla mensa dei tuoi figli e risveglia in noi il desiderio della tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, nel deserto, tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli israeliti. Parla loro così:
Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore, vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non lo sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Parola di Dio. Donaci, Signore, il pane del cielo. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Donaci, Signore, il pane del cielo. Diede ordine alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo. Fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro il pane del cielo. Donaci, Signore, il pane del cielo. L'uomo mangiò il pane dei forti, diede loro cibo in abbondanza. Li fece entrare nei confini del suo santuario, questo monte che la sua destra si è acquistato. Donaci, Signore, il pane del cielo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella vera santità. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo.
Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi, perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E porto a voi il caro saluto paterno da Sua Santità Papa Francesco. Freunde aus Österreich, willkommen in diese heilige Tum. Wir beten für eure liebeten Toten. Ringraziamo il nostro Dio amorevole per averci riunito come famiglia eucaristica in questo sacrario sul monte dedicato al Redentore. Su questo monte viene invocata la nostra Beata Madre come Auxilium Christianorum. Su questo santuario è custodita la memoria dei giovani soldati morti durante la Prima Guerra Mondiale. Su questo monte si elevano a Dio preghiere per la pace duratura. Su questo cimitero si rivolge a tutti gli uomini e a tutte le donne un appello per la fine degli insensati conflitti armati. Basta con la distruzione, basta con le uccisioni, basta con la guerra, mai più la guerra. Come possiamo noi, discepoli di Gesù Cristo, essere promotori di una pace autentica, quella che solo il Signore può dare? Come rendere un vero culto al Redentore, il principe della pace? Come possiamo imitare la Madonna, regina della pace? Come possiamo onorare la memoria dei soldati uccisi attraverso la costruzione della pace? Riflettendo sulle letture liturgiche di questa messa, vedo una strada che possiamo percorrere, cioè scrutare e purificare l'appetito. L'appetito. Le guerre nascono da desideri o appetiti deviati. La pace nasce dall'appetito puro. L'appetito è una pulsione, un desiderio di qualcosa che soddisfi un bisogno reale
o percepito. L'appetito influenza il comportamento, le decisioni e le azioni delle persone. Di solito associamo l'appetito al cibo e alle bevande, ma sono dalle Filippine e qui in Italia sento spesso dire buon appetito prima di un pasto. Ma c'è un appetito per l'abbigliamento, per la moda, i gadget, il denaro, la fama, il potere, le auto, le armi. Alcuni appetiti si vedono chiaramente, altri possono essere nascosti ma potenti. Come diciamo buon appetito, forse dovremmo anche dire avere appetito per ciò che è buono. Nella prima lettura, l'appetito del popolo per il cibo divenne più forte nel deserto, quando il cibo scarseggiava. Ma a causa della fame di cibo, desideravano l'Egitto, sentivano l'appetito per la schiavitù in Egitto. Decisero che la schiavitù era meglio della fame. L'appetito per la libertà scomparve o almeno si affievolì. È triste che alcune situazioni risveglino l'appetito per la schiavitù. È successo al popolo di Mosè e purtroppo succede anche a noi. Ma Dio rispose con la guaglia e la manna, non solo per soddisfare il loro bisogno di cibo, ma anche di parola di Dio. La storia è un dramma su quale appetito prevarrà. Desideranno la parola di Dio o il ritorno al faraone? Nel Vangelo Gesù era un vero pastore che guidava l'appetito della gente. Gesù sapeva che erano venuti da lui non per l'appetito della sua persona, ma per aver più pane e pesci. Dopo aver ricordato il cibo che Dio aveva dato ai loro antenati nel deserto, Gesù risvegliò il loro interesse per il cibo che rimane per la vita eterna, che Dio darà. Il loro appetito cambiò lentamente. Dissero: dacci sempre questo pane. Poi Gesù ha rivelato di essere il pane della vita disceso dal cielo. Ma la domanda è: avranno appetito per Gesù o perderanno l'appetito per Lui? Sappiamo che molti dei suoi discepoli lo avrebbero poi abbandonato. La parola, la carne e il sangue di Gesù non sono appetitosi per loro. Cari fratelli e sorelle, San Paolo ricorda agli Efesini e a tutti noi di non abbandonare mai il Gesù che abbiamo conosciuto. In altre parole, non dobbiamo perdere l'appetito per Lui, per la nuova persona, basata sulla giustizia e sulla santità della verità che Gesù stesso ci ha donato. Dobbiamo abbandonare il vecchio stile di vita corrotto da desideri o appetiti ingannevoli. Se vogliamo la pace del mondo, dobbiamo cambiare l'appetito.
dove c'è un appetito insaziabile per il dominio e la conquista, ci saranno sicuramente conflitti, violenza e morte. Dove c'è un appetito per il cibo che porta giustizia, verità, amore e vita in Dio, ci sarà pace. Non basta dire buon appetito, dovremmo dire abbiate appetito per ciò che è buono. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, fissando lo sguardo su Gesù, apriamo il nostro cuore perché la nostra sincera preghiera si innalzi al Padre del cielo, con l'intercessione della Vergine Maria. Preghiamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Anche oggi in tutto il mondo, nelle più grandi cattedrali o nei villaggi più dispersi della terra, nei quartieri popolosi di una metropoli o tra i popoli dell'Amazzonia, si celebra l'Eucarestia, dono prezioso, segno e presenza di Gesù risorto. Come gli Apostoli, anche noi diciamo: Signore, dacci sempre questo pane, perché non manchi mai al mondo Gesù, pane per la vita, per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti presenti nel mondo, l'anelito alla pace e alla riconciliazione che sale a Dio da questo monte, che fu di guerra ed è ora luogo di preghiera e fratellanza, scuota le coscienze dell'intera umanità. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nel bel mezzo del primo conflitto mondiale, così Papa Benedetto XV, il 1 agosto 1917, scrisse ai governanti: riflettete alla vostra gravissima responsabilità dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Dalle vostre risoluzioni dipendono la quiete e la gioia di innumerevoli famiglie, la vita di migliaia di giovani, la felicità stessa dei popoli che voi avete l'assoluto dovere di procurare.
vi ispiri il Signore decisioni conformi alla sua santissima volontà e faccia che voi, meritandovi il plauso dell'età presente, vi assicuriate altresì presso le venture generazioni il nome di pacificatori. Anche oggi per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le chiese particolari dell'Asia, dell'Oceania, dell'Africa, dell'America e del Medio Oriente, che sottendono al dicastero dell'evangelizzazione di cui il cardinal Luis Antonio è responsabile. La fiducia di vivere nell'abbraccio del Padre le renda testimoni intrepide della buona notizia Gesù Cristo crocifisso e risorto nelle difficili situazioni in cui si trovano a vivere. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, convocati alla mensa eucaristica dalla Madre del Redentore, la rugiada dello Spirito Santo che scende copiosa dal cielo, inondi il nostro cuore e ci rivesta dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Per questo preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre buono, da questa cattedrale aperta sul cielo, per intercessione di Maria, ascolta la nostra preghiera e rendici capaci di testimonianza perché il tuo regno di amore e di pace si realizzi. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rendi grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Cardinal Luis Antonio, il Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare di tutti i caduti nella crudeltà delle guerre, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Da fratelli e sorelle ci scambiamo il dono della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Per intenzione, dopodiché prendete una piccola coppa. Lorenzo qua. Signore, con te tu sei
Preghiera dei caduti in guerra. O Signore Dio, che paternamente assisti con imparziale amore gli uomini che tra loro si combattono e che ti addolori per l'umana fraternità in tal modo tradita, noi caduti di ogni guerra e di ogni esercito rivolgiamo a te, con la voce terrena di coloro che ci ricordano, la preghiera che sorge dal sacrificio richiesto dai nostri popoli. Tu, Signore, che con appellativi diversi, ma sostanzialmente identificabili nell'unica tua suprema potenza, abbiamo invocato nell'ultimo nostro respiro, rendi sensibili i cuori dei vivi affinché la nostra morte sia per essi fecondo seme di concordia. Concedi conforto alle nostre famiglie terrene, perdono a noi che nati per tua volontà siamo morti per volontà degli uomini, e ammetti tutti noi, ritornati fratelli per il sangue versato su questa terra creata per la felicità e non per l'odio, alla pace eterna. Fa, o Signore, che il ricordo di noi, che sotto insegne diverse ed avverse abbiamo avuto dissolto il nostro corpo nelle acque, nei cieli e nella terra, rimanga sempre vivo nelle genti, i cui ideali di redenzione e intenti di conquista hanno preteso la purificatrice donazione della nostra vita. Accorda alle nazioni del mondo la grazia di riconoscere in te, Creatore, la fonte unica di vera giustizia, e a noi, caduti di ogni razza e di ogni tempo, di rappresentare tutti insieme l'esercito tuo che vigila in eterno sulla pace dei popoli. Così sia. Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la memoria della Madonna, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace.
La solenne cerimonia volge al termine. Si invitano i presenti e il servizio d'ordine a tenere sgomberata la scalinata centrale per l'uscita dei gonfaloni. Chi desidera proseguire con l'omaggio al cimitero austro-ungarico deve uscire dai lati dei gradoni e raggiungere la via eroica. Prego i tamburi di posizionarsi giù all'inizio delle gradinate per accompagnare i gonfaloni decorati. Prego i gonfaloni decorati di disporsi secondo l'ordine inverso in cui sono entrati. A seguire il medagliere del Fante, il gonfalone della Regione Veneto e i vessilli delle sezioni Ana di Bassano, Treviso, Feltre e Valdobbiadene. Prego la filarmonica di accompagnare l'uscita delle bandiere ai gonfaloni decorati.
partecipato, la riconoscenza più grande la dobbiamo portare con noi dai caduti che quassù riposano. Loro ci dicono di scendere da questo monte fiducioso